E rieccoci qui. Allora, il primo tema che andiamo ad affrontare insieme alla nostra ospite, che ve la presento subito, ben arrivata, grazie di essere anche qui con noi, la dottoressa Arianna Ferrari. Grazie. Che è presidente dell'associazione Impresa Sociale Rindola, esperta tra l'altro, che è una cosa anche molto importante, di stimolazione cognitiva, e anche presidente del centro medico Rindola, che si trova fisicamente nell'area del Vicentino. Vicenza, Perfetto. Parliamo di argomenti un po' difficili a dirla, però poi andremo a svilupparli, capiremo che purtroppo riguardano moltissime persone, la nostra realtà del quotidiano, e quindi problemi neurocognitivi, decadimento cognitivo, l'andare avanti dell'età, l'insorgenza di alcune patologie, psicopatologie, possono comportare delle ripercussioni anche a livello comportamentale. Ma cosa succede al nostro cervello e soprattutto cosa si può fare per prevenire questo decadimento cognitivo, per arrivare poi anche a eventuali patologie senili dell'età avanzata che terrorizzano non poche persone, basti citare per esempio l'Alzheimer o altre patologie. Ci sono delle strategie, delle tecniche, c'è un'alimentazione, c'è un supporto farmacologico, esistono dei luoghi fisici nella nostra regione dove si può trovare un supporto per se stessi o per le famiglie che devono affrontare queste dinamiche molto difficili e degenerative, tra l'altro, perché quella è la cosa tragica, perché finché arrivi a un punto che puoi migliorare c'è speranza. Quando sai che il baratro davanti a te prende anche l'ansia e c'è bisogno di avere anche conforto e informazioni. Esatto. Allora, dottoressa, questi disturbi neurocognitivi di cui lei si occupa, sostanzialmente che cosa sono? Allora, il termine disturbo neurocognitivo in sintesi viene conosciuto da tutti con il nome di demenza. La regione in questi ultimi... Che però spaventa sto termine. Che però spaventa, bravissima, bravissima. E proprio per questo la nostra regione è una tale prime che ha posto anche particolare attenzione al linguaggio utilizzato. Demenza, appunto, come diceva lei, è un termine brutto, è quasi offensivo alla fine. E di conseguenza sta suggerendo di sostituirla tra l'altro con il termine, che è anche più esatto, di disturbo neurocognitivo. No? Demenza vuol dire senza cervello, la persona con disturbo neurocognitivo ce l'ha, solo che funziona in maniera diversa, e il ruolo del terapista è quello anche di aiutare la persona a capire il nuovo funzionamento cognitivo del proprio cervello. Che cos'è il disturbo neurocognitivo? Un grande cappello che racchiude in sé appunto le demenze, all'interno del quale c'è purtroppo anche la forma più conosciuta, che è la malattia di Alzheimer. Nel Veneto abbiamo circa 65.000 persone che hanno una diagnosi di questo tipo attualmente, dato che è leggermente sottostimato, in quanto ci sono molte persone che purtroppo non arrivano alla diagnosi proprio perché ancora questo tipo di patologia soffre di un certo stigma. Perdere la memoria è un po' agganciato all'età, no? Quindi va bene che una persona di 70 anni, 75, 80 perda pezzi per strada, in realtà no. Ci sono persone che hanno 80, 85 anni o 90 che lavorano ancora attivamente, si pensi alla regina Elisabetta piuttosto che a non so, Clint Eastwood, persone di questo calibro che si sono anche reinventati nel corso della loro vita. Quindi è una cosa da sfatare, un mito da sfatare, che l'invecchiamento cerebrale, quindi la perdita di memoria, sia normale. Disturbo neurocognitivo che cos'è? Quindi è una patologia cronica e degenerativa, quindi vuol dire che una volta che ho una diagnosi, purtroppo in questo momento non c'è una guarigione. Ci sono farmaci che aiutano, a rallentare, certo, ma non si può parlare di guarigione, si può parlare però di cura. Ci sono farmaci, ci sono anche delle terapie riabilitative che hanno lo stesso effetto del farmaco e che anzi dal 2006, ad esempio, le linee guida internazionali NICE ci raccomandano di affiancare il farmaco alla terapia di riabilitazione neuropsicologica, anche perché magari ci sono persone che possono avere effetti collaterali nell'utilizzo del farmaco, però se abbiamo anche la riabilitazione neuropsicologica può comunque seguire questo tipo di percorso avendo gli stessi effetti e non avendo gli effetti collaterali del farmaco. L'ideale è poterli usare tutti e due, però in mancanza di uno o l'altro. Questa riabilitazione, questo supporto può essere effettuato dai familiari stessi oppure necessariamente da personale esperto, e quindi implica entrare anche in un certo tipo di percorso?
Va fatto essenzialmente medico. da personale esperto. Poi nel progetto di cura va inserito sia la persona con diagnosi e anche il familiare. Sono comunque esperti nel loro modo di vita, no? nel loro essere, nella loro quotidianità, ed è importante accogliere le loro sensazioni, i loro bisogni, le ansie, i disturbi che si hanno, e quindi si personalizza poi la diagnosi. A parità di diagnosi posso avere ricadute diverse nel quotidiano in base al carattere che aveva quella persona, in base all'età. E una riabilitazione di questo tipo non comprende soltanto una riabilitazione cognitiva, quindi solo a livello cerebrale. Deve essere completata con una riabilitazione, ad esempio, funzionale, motoria, se ci sono esiti da un punto di vista motori, logopedica, se ci sono esiti da un punto di vista del linguaggio, ma soprattutto sociale e psicologica. Le persone quando arrivano da noi riportano ansia, quando siamo a degli stadi molto molto iniziali di malattia, quindi la persona è praticamente autonoma, però ti riporta questo, ti riporta anche degli attacchi di panico. Logicamente se uno deve andare a lavorare e sa che il terreno vacilla, non è proprio semplice apporre la propria firma su un documento, ad esempio. Ma qui perché che età stiamo parlando, per far comprendere? Perché tante volte abbiamo affrontato queste tematiche rivolgendoci agli ottantenni e su di là come età. Invece purtroppo potrebbe capitare prima, anzi abbiamo purtroppo, dico sempre perché non è una cosa piacevole, post-Covid, segnali allarmanti di persone che hanno dei decadimenti cognitivi, non parliamo di demenza, però forme di degenerazione, insomma, quindi a dimenticarsi le cose, stati di malessere, attacchi di panico, che sono abbastanza giovani. Sì, allora diciamo l'incidenza della malattia aumenta con l'avanzare dell'età e raggiunge l'apice dopo i 75-80 anni, lì c'è la maggiore incidenza, però noi adesso nella nostra realtà, che non è comunque quella di un'azienda, abbiamo parecchi casi che sono sotto i 57 anni, l'ultimo di questi giorni ne ha 49. Quindi sono molto giovani. È normale? Questo era stato riscontrato anche in passato? Oppure sì, ci sono casi giovanili, sono circa, mi pare, intorno ai 2000-2500, e ci sono sempre stati, solo che magari in passato veniva data una diagnosi errata, no? Magari veniva data una diagnosi di depressione piuttosto che di disturbo psichiatrico. Adesso con tutte le nuove strumentistiche, proprio i protocolli di diagnosi, si riesce a derivare da una diagnosi certa, quindi non c'è dubbio, purtroppo anche di questo tipo di malattie in età giovane. Certo, una percentuale esigua, per fortuna, ma esiste. Quella del Covid invece veniva chiamata anche nebbia cognitiva. Ci sono stati, e ci sono tuttora, ha avuto molti strascichi il Covid, l'isolamento più che il Covid. E quindi sia persone che hanno cominciato a soffrire di attacchi di panico non appena magari c'è stata la breccia del poter riuscire, no? Qui chi non è riuscito a riadattarsi, si è chiuso in casa per paura di essere colpito dalla malattia, lì ha cominciato a soffrire di attacchi di panico, e noi abbiamo visto non solo adulti ma anche bambini, quindi bambini, adolescenti che cominciano ad avere questi tipici attacchi che di solito però sono dell'adulto, quindi è stato abbastanza strano. Per quanto riguarda la parte cognitiva, viene chiamata appunto nebbia cognitiva, quindi c'è questa difficoltà magari a concentrarsi, una memoria meno efficiente, però se riabilitata nel giro di 3 mesi si ritorna come prima. Anche gli attacchi di panico, se riabilitati, si fa un percorso breve, regrediscono. È importante sapere questo, ma perché tante persone magari non si fanno neanche seguire, non sanno neanche a chi rivolgersi, potrebbero uscirne tranquillamente da queste situazioni. Quelli dati da Covid, sì. Se poi finché non c'è una diagnosi di disturbo neurocognitivo se ne esce. Quando c'è si fa qualcos'altro. Prima lei diceva sono stigmatizzanti, per cui ancora nel sentiment culturale, sociale, c'è questa ritrosia a esternarli, quindi a farsi anche aiutare. Perché c'è questo? Purtroppo questa malattia è fortemente stigmatizzata, come dice lei, no? Perché ci si sente mozzati, ci si sente esclusi dalla società, ci si sente inaffidabili, no? Siamo una società molto performante, quindi appena non mi ricordo alcune cose sono fuori. Diverso invece magari da una volta in cui c'era comunque l'anziano della famiglia che comunque era il ricettacolo, diciamo, della saggezza, no? Era comunque un punto di riferimento. Adesso sei fuori, sei escluso. E si pensi che hanno fatto dei sondaggi, degli studi
da parte dell'Associazione Internazionale Alzheimer, ogni anno fa dei report e si è visto proprio che per la persona affetta da disturbo neurocognitivo la più grande sofferenza non è tanto avere una diagnosi, quindi una mancanza di memoria, è soffrire di questa esclusione sociale. Sì, assolutamente. Ecco, tanto che un quarto dei pazienti ha anche portato ad avere questa certa ritrosia a non andare a diagnosi perché ha paura o addirittura a non dirla agli altri, no? Quando invece la comunicazione, il fatto di condividerla con gli altri è il primo passo per ritornare alla normalità, certo con degli aiuti, ma ritorno alla normalità. Più vivo nella normalità, più imparo a cavalcare la patologia, più non insorgono magari altri tipi di disturbi di tipo psicologico. Però come entrare a conoscenza che si è in questo canale della patologia? Perché non è così semplice. Non è così semplice perché appunto è subdola, quindi all'inizio c'è chi pensa, ad esempio qualcuno arriva da noi in fase molto avanzata e dice sì, adesso c'è la patologia. In realtà la patologia non inizia con un tutto o niente, non è un ictus che impatta sul cervello per cui nel giro di 10 minuti vedo la persona completamente cambiata. Inizia in modo subdolo, come dicevo prima, lento, no? Quindi la persona ha sentore che qualcosa non sta funzionando e anche chi le sta vicino, la moglie, il marito, i figli. Magari più problemi di memoria di prima, certo, tutti abbiamo i nostri problemi di memoria, tutti non siamo mai concentrati 24 ore su 24, chi è più disordinato, chi meno. Qui parliamo di un impatto di problemi di memoria che va proprio a inficiare le performance quotidiane, quindi non brucio una pentola al mese, ne brucio 3 a settimana. Mi perdo, magari capita a qualcuno che ci arrivi come primo sintomo, prima avvisaglia è stato guarda mi sono perso quel giorno ma in un posto che io conoscevo benissimo, non mi ricordavo più la strada. Quindi cose molto, molto leggere, ecco, sembrano. In presenza di queste cose, questi sintomi che sembrano molto leggeri, quali sono i consigli che possono aiutare in qualche modo? Allora, innanzitutto... perché sì, ho magari anche il marito, la moglie che si rende conto del padre, della madre, del fratello, insomma, che ha questa situazione. Cosa fa? Registrare le cose, scrivere, tenere un diario, molto pratici prima di rivolgersi poi allo specialista, che è un passo importantissimo da fare, però anche per avere in mano un bagaglio con cui muoversi. Certo, anche semplicemente andare dal proprio medico di base, rivolgere questi quesiti, confrontarsi. Noi ad esempio per facilitare questo tipo di approccio abbiamo attivato con un progetto e con una rete di 7 comuni, 10 che ci sostiene nell'Alto Vicentino uno sportello ad accesso gratuito in cui uno è libero anche di venire lì, porre una domanda che magari per la persona stessa uno ha il dubbio che abbia più o meno pertinenza, però c'è un confronto, ecco, confrontarsi con un esperto, che poi possa essere medico, che possa essere un'altra figura, però confrontarsi con qualcuno. Certo. Esiste poi la diagnosi differenziale, quindi se uno ha questo tipo di patologia esiste proprio un protocollo, quindi si va a capire e il tempo per capire se stiamo parlando di disturbo neurocognitivo o magari di depressione o magari di stress, perché arrivano anche persone spaventate, è abbastanza limitato. L'esperto, se una persona è stressata o è depressa, lo capisce nel giro di un paio di colloqui. Ok, se poi sorge il dubbio o proprio la persona dice ma guardi io mi vorrei togliere il sasso dalla scarpa, il primo passo è una valutazione neuropsicologica, quindi si va dal neuropsicologo e il medico di base conosce bene questo tipo di protocollo e si fa proprio una batteria, si chiama così, un insieme di test che vanno a indagare tutte le funzioni cognitive, no? Perché noi adesso semplicemente stiamo parlando di disturbo di memoria, in realtà c'è un disturbo di attenzione, c'è un disturbo di orientamento nello spazio, c'è un disturbo di memoria a breve termine che è quella molto molto corta, sì, è inferiore ai 30 secondi, no? Quindi faccio vedere una cosa, la tolgo, quella è la memoria a breve termine. Memoria a lungo termine che non è quella autobiografica, infatti qualcuno arriva da noi e fa no ma io le cose del passato me le ricordo tutte, ma nelle fasi iniziali la malattia non intacca quella parte lì, no? O comunque quante persone magari a causa di un trauma si sono dimenticati quando hanno fatto la prima comunione, non so, magari sono scomparsi 3 anni, ma quello non ha un impatto sulla quotidianità.
Invece il funzionamento, il malfunzionamento del filtro attentivo, della memoria a breve termine, della memoria a lungo termine, della capacità critica hanno un impatto diretto sulla vita della persona. Anche la capacità critica può essere compromessa? Sì, certamente, perché se manca il nostro cervello funziona, è un bellissimo meccanismo che non funziona a compartimenti stagni, no? Quindi se c'è una debolezza da una parte si riflette nell'altra. Come percepiamo noi le sensazioni, no? Ci sono gli organi di senso, quindi qualcosa ha attirato la mia vista, l'olfatto, l'udito, passa il filtro attentivo, quindi capisco che c'è questo stimolo, passa poi la memoria a breve termine, va in memoria a lungo termine. Per fare un ragionamento devo ricordarmi tutta una serie di sequenze, e poi emetto. Se una di queste si inceppa, ho un ragionamento che fila a metà, quindi anche il mio responso, la mia risposta sarà parziale o errata. Sì, e quindi può compromettere. Nelle fasi avanzate c'è proprio una compromissione della capacità critica, proprio perché la persona non è più in grado di tenere tutta questa molteplicità di informazioni e quindi purtroppo viene totalmente a meno. Ci sono numeri importantissimi che attestano che purtroppo, sempre diciamo questo termine, però è un dato di fatto, non è piacevole, tantissime persone non ricevono neanche una diagnosi di decadimento neurocognitivo, di demenza senile, eccetera, non arrivano neanche ad averla, perché non c'è una conoscenza a livello sociale diffusa, anche dei professionisti a cui rivolgersi, perché per carità i medici di medicina generale ci sono, però non sempre riescono a seguire tutti questi casi, e poi la persona stessa appunto non si rivolge. Allora, se chi ci segue magari si trova in questa fase limbica, magari non è anzianissimo, però che step dovrebbe fare? Gli esperti, diciamo, il medico esperto di questo disturbo è il neurologo. Quindi il neurologo è la prima cosa. E geriatra, sono due figure. Se uno ha una certa età va da geriatra, da che età si va da geriatra? Si va sopra i 75 anni, di solito ci sono alcune aziende che lo dividono, comunque basta chiedere appuntamento e poi c'è il neurologo, la neurologa. È l'esperto proprio della cognizione, no? Quindi tutto il funzionamento neuronale del nostro cervello. Che cosa può fare il neurologo? Perché tanti appunto ci chiedono: ma cosa fa lo psichiatra rispetto allo psicologo? Cosa fa il neurologo? Il neurologo fa un primo esame. Innanzitutto ogni esperto deve aprire un colloquio con la persona che ha davanti e sondare bene i sintomi. Noi abbiamo visto che nel corso della nostra storia ascoltare il paziente e ascoltare il familiare vale più che leggere 30 volumi, 30 enciclopedie o andare a chissà quanti convegni, no? Quindi da loro si carpiscono e si percepiscono sintomi, si deve porre veramente molta attenzione. Dopodiché ogni specialista ha i suoi strumenti, no? Quindi il neurologo cosa fa? Aiuta, accompagna la persona nel percorso diagnostico, no? Quindi capisce se è il caso di andare in approfondimento con dei test neuropsicologici, quindi il passaggio successivo sono i test. L'altro passaggio e si fa più o meno in contemporanea, sono gli esami strumentali, no? Quindi c'è la TAC, c'è la risonanza, c'è la PET, a seconda di cosa devo andare a vedere. Per vedere che altra patologia potrebbe esserci in corso. Vedere, allora questi 3 esami strumentali servono per vedere, diciamo, la parte fisica del cervello, no? Se io da una TAC vedo già che ho un cervello di dimensioni ridotte, in cui gli spazi tra i 2 emisferi sono un po' più larghi del normale, questo già indice di una sofferenza cognitiva e quindi riesco a spiegarmi i disturbi di memoria. La persona magari non riesce a memorizzare perché effettivamente mancano delle aree fisicamente cerebrali, in questo senso. Che prima c'erano. Che prima c'erano, ok, il cervello ha un certo tipo di volume, no? Pesa un netto, 1,5 kg, poi maschio e come femmina. Spariscono queste zone? Spariscono, come si atrofizza. Si atrofizza, quindi si restringe e di conseguenza ci sono degli spazi che si allargano, ma queste zone atrofizzate quindi hanno meno materiale cerebrale su cui lavorare e di conseguenza sono meno performante. Certo. Interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe, quindi ritorniamo su questi temi, sono anche molto interessanti. Poi che risposte dà il territorio? Tra poco.